in un'azienda vinicola, il cui edificio è stato realizzato negli anni 60 da Gino Vale, che volle una scritta ben precisa sopra. L'uomo non deve mai lasciare la terra come la trova. Cosa significa questo? Significa che deve lavorarla con rispetto per migliorarla. Ed è quello che stanno facendo da oltre mezzo secolo i Pighin, la famiglia di viticoltori che oggi andremo a conoscere meglio. La vostra tenuta ha 150 ettari vitati ed è tutto, e sono tutti vicini all'azienda. Ecco, quanti vitigni e che cosa producete? Allora, qui a Risano effettivamente sono 150 ettari, l'azienda ha una connotazione molto razionale, quindi diciamo che non è dispersiva, ma tutto quello che riguarda la parte coltivata a vigneto, che è la parte più importante, è praticamente in blocco unico, quindi è un'azienda che circonda il paese di Risano, la Villa Veneta che è la parte diciamo più suggestiva dell'azienda, in quanto fu in passato, quando l'azienda, i poderi oltre 50 anni fa erano di proprietà dei Conti Agricola, era il loro diciamo quartier generale, quindi la casa padronale, ecco. Quindi è un classico podere compatto, ha subito ovviamente le trasformazioni del caso con l'avvento della mia famiglia nel 1963, di conseguenza abbiamo una produzione che è praticamente quasi esclusivamente a vino bianco, perché rappresenta il 90% della produzione. Dobbiamo anche tenere presente che gli esperti internazionali, quindi non io, hanno diciamo insignito il Friuli come territorio fra i più vocati, parlo di Friuli nell'interezza, al mondo per la produzione di vini bianchi. Quindi ovviamente la fama del bianco friulano la fa da padrone, e anche la produzione di conseguenza. Fra i vini bianchi che hanno maggior appeal nei mercati per le proprie caratteristiche, sicuramente il Pinot Grigio, che nel nostro caso rappresenta attorno al 60% della produzione globale, sia qui che nell'azienda di Caprima del Collio Goriziano. Oltre al Pinot Grigio, un vino che ha delle caratteristiche diciamo diverse dal Pinot Grigio, che quindi tende anche a non cannibalizzarlo, ad essere troppo vicino in termini di caratteristiche al Pinot Grigio, è il Sauvignon Blanc, che è un semi aromatico, quindi un vino da caratteristiche appunto semi-aromatiche complesse, che comunque tendenzialmente di ottimo equilibrio. Poi in Friuli facciamo vini con un tenore acido molto garbato, approcciabile, che è un'alternativa che viene subito dopo il Pinot Grigio in termini quantitativi, poi seguito dallo Chardonnay, il classico Tokai friulano, che a mio parere è uno dei bianchi più buoni del mondo e del Friuli. Col Tokai si dice non si sbaglia mai, perché anche esso ha caratteristiche di versatilità, di qualità che sono straordinarie. E poi chiaramente abbiamo anche diciamo una produzione di vino rosso, dove nel nostro caso il Merlot la fa da padrone, seguito a ruota dal Cabernet Sauvignon. C'è una parte di Refoschi, di Faedis e dal Peduncolo Rosso, ma che commercializziamo come Refosco, che sono chiaramente l'autoctono più che spicca fra tutti e che ha avuto un po' più di riscontro e più conosciuto. Oltre a questo abbiamo anche una collezione di vitigni autoctoni, ma prettamente sperimentale, di 26 varietà fra le mura della nostra villa, che ci ha consentito un po' di capire quelli che sono i risultati che possono dare dei vitigni sconosciuti, che comunque sono presenti in Friuli da tempi ancestrali, da tempi lontanissimi. Ecco, noi ci troviamo qua proprio al centro di una vigna, però tutto questo nel 2010 è stato sconvolto. È bastato un paio di minuti per mettere in ginocchio attività produttive agricole dei comuni di Pavia di Udine e Santa Maria la Longa. Sono stati 2 minuti di paura per una tromba d'aria che si è abbattuta in modo particolare nella zona di Risano, Chiasottis, Lauzacco, Persereano, Percoto e Santo Stefano. Al suo passaggio ha distrutto, causato gravi danni a campi, capannoni, giardini, ha divelto decine e decine di alberi di grandi dimensioni. Squadre di vigili del fuoco, della protezione civile hanno lavorato alacremente tutta la notte e la giornata per rimuovere alberi, pali, tetti e
cammini pericolanti. Sul posto sono arrivati volontari da Lignano, Codroipo, Cercivento e Cividale. Le bufere di vento non hanno fortunatamente causato feriti. È bastato un istante per distruggere impianti produttivi e un parco vecchio di 500 anni. Preoccupazioni per il futuro dell'azienda Pighin che chiede aiuto alle istituzioni. Sentiamo. Attività produttive letteralmente messe in ginocchio dalle bufere, tra le maggiori un allevamento di 250.000 polli dove il forte vento ha scoperchiato i capannoni. C'è la necessità di intervenire subito per evitare che muoiano i piccoli appena nati. E ancora aziende specializzate nella nautica, in macchinari agricoli o aziende agricole come la Pighin, sulla quale la furia del vento si è abbattuta in modo particolare, distruggendo non solo colture ma anche i capannoni. Questo è il parco della nostra villa, che è parte integrante dell'azienda, che come si può vedere è completamente distrutto. 500 anni di storia, un giardino, penso un orgoglio per la nostra regione, che nell'arco di meno di 5 minuti, come se ci fosse stato un cataclisma, è stato praticamente raso al suolo, quindi un danno incredibile, ma soprattutto anche una grande perdita. 23 luglio 2010, mi pare attorno alle 7:30 del pomeriggio, qui c'è stata una catastrofe, praticamente c'è stato un tornado che chirurgicamente ci ha presi in pieno, e non solo noi, anche alcune zone qui limitrofe del Paviese, e che ha sostanzialmente steso come un colpo di spazzola 80 ettari di vigneti. Quindi più della metà della vostra tenuta? Assolutamente sì, con danni agli immobili, alle cantine, alla villa, il parco seicentesco della villa distrutto dopo una vita, cioè vite di vita, e quindi una situazione in cui o ti stendi per terra, ti inginocchi e non sai più dove sbattere la testa, perché ci ha messo veramente in ginocchio questa situazione, o reagisci. E voi avete reagito e vi siete rialzati. Devo dire la verità, io ho un maestro, come molti lo avranno, non penso di essere, ovviamente non sono sicuramente l'unico, che è mio padre, che grazie al suo sangue freddo, la tenacia, lo spirito di sacrificio, che fa venire un po' in mente quelle che sono le caratteristiche del friulano ai tempi del terremoto. Non so se ci ricordiamo cosa siamo stati in grado di fare, di dimostrare al mondo in questa regione in una tragedia del genere. Quello spirito ha fatto sì che il suo autocontrollo, che l'ha caratterizzato in tutta la sua vita, e la volontà di, come dire, spegnere il dramma per guardare immediatamente al futuro, ha fatto sì che ci siamo organizzati, ha capitanato in maniera magistrale, devo dargli atto, tutta la nostra forza lavoro, tutti i nostri dipendenti, in primis anche tutti i responsabili di settore, i quali già il giorno dopo si sono messi in moto con sacrifici disumani di tempo, di lavoro pazzeschi, tanto che nell'arco di una decina di giorni siamo riusciti a rialzare i vigneti, tutti i vigneti, mettere a dimora oltre 30.000 pali, che poi insomma, è stato fatto un lavoro radicale, con una tempistica incredibile, che con sacrifici economici e di tutti i colori che stiamo ancora portandoci dietro in questo momento, indicibili, ma che però ci ha consentito di superare il momento, tanto che, come potete vedere dalle immagini che siamo riusciti a fare oggi, il tutto è rientrato nella normalità, e questo per noi è un motivo non di orgoglio, molto di più, perché eravamo in ginocchio ed è come rinascere per una seconda volta, quindi in qualche modo l'abbiamo fatta franca, e ci auguriamo che non possa mai capitare a nessuno una cosa del genere, perché credetemi, io temevo, non tanto per me che sono abbastanza fresco, ma per mio padre, che ormai non è più un giovanotto, ne ha viste tante, forse anche quello che gli ha consentito di guidarci, perché devo dargli atto, non saremmo mai riusciti a fare un miracolo del genere. Se la vigna adesso sta riposando, la natura riposa, però in cantina il lavoro è intenso. In cantina il lavoro è intenso, o meglio è stato intenso fino a un mesetto e mezzo fa, in quanto ovviamente, come si sa, la campagna dorme in attesa
di rimettersi a produrre, però bisogna anche tenere presente che alla base della volontà di fare qualità, di fare un vino che abbia certe caratteristiche, sta il fatto di produrre bene in campagna. La voce campagna, mi lasci fare forse non so se verrà gradito questo esempio, però un cuoco se non ha una materia prima d'eccellenza non può fare i miracoli. Per quanto riguarda il vino, l'uva è la base di tutto, il lavoro di campagna è alla base di tutto, solo con una grande uva si può poi, sapendola vinificare con mani esperte, con personale come il nostro enologo Paolo Valdesolo, Christian, Perez, piuttosto che per quanto riguarda la campagna mi va di nominare Manuel Bracco e Vuk, il nostro vice agronomo, che sono persone con tutto il personale che prima non ho menzionato in occasione del rialzo delle vigne, che proprio per lo spirito unito di sentire l'azienda come fosse loro è stato determinante a farci rialzare e ovviamente a ottenere risultati con la materia prima di cui stavamo parlando, per ottenere poi dei vini degni di essere presentati nel mondo come ambasciatori anche del territorio, perché io dico sempre, non è la prima volta che lo dico, che l'ambasciatore di un territorio è un prodotto che deve avere delle caratteristiche di qualità, diciamo, ottimale, e che anche ha una disponibilità per presenziare. Questo lo faccio per anestetizzare, mi viene sempre da dirlo, quel pensiero che detta che solo il piccolo fa eccellenze. Non è sempre così, gli esempi sono numerosi. Io spero che siamo anche noi fra coloro che fanno l'impossibile, no, siamo sicuramente fra coloro che fanno l'impossibile per cercare di ottenere, di avere una dignità di prodotto e una, come si dice, una qualità sufficiente a fare onore alle zone di produzione in cui siamo presenti. Andiamo a vedere questo prodotto a questo punto. Roberto Pighin, seconda generazione di viticoltori qui a Risano, e sarà lui a accompagnarci nella visita dell'azienda. Roberto, siamo qua nell'impianto di imbottigliamento ed è il vino 2015 che si sta imbottigliando. Com'è andata l'annata? Ma diciamo che l'annata 2015 si può considerare, diciamo, una delle annate più buone degli ultimi 20 anni. Si può dire che contrariamente a quello che è stata l'annata 2014, che si può ricordare per un'annata veramente drammatica a livello europeo, posso dire, si sa peraltro quanta pioggia c'è stata, quante difficoltà si sono incontrate per portare l'uva nelle condizioni migliori possibili in cantina. Quest'anno, diciamo, 2015 ha compensato ampiamente quella che è stata questa annata non positiva 2014, con una produzione, diciamo, ottimale in termini di quantità e straordinaria in termini di qualità. Quindi è un'annata veramente a questo punto da ricordare. È da assaggiare, direi, ma c'è qualche vitigno venuto meglio di altri? Ma diciamo che sotto il profilo qualitativo, sia nel Collio che nelle Grave, abbiamo avuto un'uniformità qualitativa in generale. Di conseguenza non mi sento di dire che c'è un vino meglio dell'altro. Diciamo che abbiamo una qualità positiva a 360 gradi, sia per quanto riguarda la qualità dei vini bianchi che quella dei vini rossi, no? Quindi veramente, ripeto, un'annata da ricordare, diciamo. Adesso proseguiamo la nostra visita con un tuffo nella storia.
Abbiamo parlato di tuffo nella storia, infatti siamo qua nella villa del 600, Villa Agricola, che è il cuore storico di questa azienda. Ma non sono solamente i muri a parlare di storia, ma anche le bottiglie. Infatti che cosa hai scoperto, Roberto, in questa cantina? Assolutamente, è una cosa alla quale tengo particolarmente. Dunque, qualche anno fa abbiamo individuato, rovistando nell'archivio vini proprio della villa, che è stato peraltro poi l'archivio vini anche dei Conti, che come dicevo sono stati i proprietari di questa azienda fino a 53 anni fa, abbiamo trovato una bottiglia di Pinot Grigio, prodotto e imbottigliato dai Conti Agricola in queste terre, già nel 1935, quindi non parliamo di vino sfuso, parliamo di un vino prodotto, imbottigliato con fior di etichetta, bottiglia renana, e qui ho la bottiglia, come potete vedere, e questa per me è stata una stupenda, una bellissima scoperta, non tanto per la nostra azienda quanto per il Friuli, in quanto, come si sa, il Pinot Grigio è sicuramente oggi il bianco, non solo per il Friuli ma a livello triveneto, che sostiene la produzione enologica per l'appeal che ha sui mercati. Quindi è sicuramente il vino bianco fermo che la fa da padrone nei mercati, seguito dal Prosecco, che però è un vitigno, è una varietà frizzante, è un qualche cosa di diverso. Bene, questa è una testimonianza inconfutabile che nella nostra regione, il Friuli, il Pinot Grigio si imbottigliava e si etichettava già almeno 80 anni fa. Questo è quello che può risultare a noi, ma chi l'ha mai detto? Può essere anche da molto prima, quindi si è un po' indigenizzato, cioè è diventato quasi un autoctono per quanto, come la vedo io, e anche per i risultati che peraltro noi, come terra super vocata, riusciamo peraltro a ottenere generalmente nella nostra regione. Quindi non ci resta che assaggiare il Pinot Grigio 2015, il 35, meglio di no. lo rispettiamo. Ok, grazie.